conoscevo un po' il villaggio, l'avevo conosciuto al secondo anno per la prima volta, me l'avevano presentato e ho detto, cavolo, c'è un villaggio gigante, bellissimo, in cui non avevo nessuna conoscenza, nascosto. Allora dal secondo anno, una volta l'anno, sempre quando passavo di qua, mi fermavo, facevo 4 passi, finché poi ho conosciuto Gianluca, Dolomiti Contemporanee, e sono entrato in questa atmosfera e nel progetto, nel cantiere di Dolomiti Contemporanee. Cantiere è un termine che mi è sempre piaciuto, volendo sempre occuparmi di architettura, ma dal punto di vista costruttivo. Costruttivo, ma anche costruttore, ma anche costruttivo. Si può giocare su questi due termini. Qui si è più costruttivi, per creare delle logiche di territorio. Quando mi sono approcciato per la prima volta mi hanno detto che qui si facevano tesi con lo UAV. Allora ho detto, beh, allora è il posto giusto per iniziare dei ragionamenti e per divertirmi nella tesi e nel portare avanti un'idea di progetto e cercare di pensare comunque a qualcosa che comunque a conclusione dei 5 anni di università per potersi confrontare anche con se stessi e anche con il mondo esterno all'università. Quindi palestra fondamentale, bellissima. Però qua bisogna fare progetti intelligenti, non c'è spazio per progetti non intelligenti, e quindi mi sono interrogato su che cos'è intelligente, cosa rende intelligente un progetto. Mi sono dato come risposta: deve essere un progetto utile, misurato e ben localizzato. E in questi tre punti ho cercato di costruire la tesi, e sono anche i 3 punti che ho trovato in Gellner. Tutti i suoi edifici, i suoi progetti sono utili, misurati e ben localizzati. Il villaggio li riassume tutti questi 3 punti, sia per la sua localizzazione, perché nel punto della vallata più assolato. Inizialmente l'idea di Mattei era costruirlo dall'altra parte, nell'altro versante, nel versante del Pelmo, per vedere l'Antelao. Però Gellner gli ha detto sì, ma quel versante è sempre in ombra, buio, è meglio andare dall'altra parte. C'è una pietraia, ma si può lavorare su quella pietraia, quindi localizzare comunque interventi di architettura che vanno a migliorare un luogo, una determinata zona, e quindi luoghi degradati. È utile perché chiaramente tutto quello che fa Gellner è esattamente quello che serve, non di più e non di meno. Anzi, il di più lo si può trovare nelle soluzioni. Oltre a quello che viene richiesto, Gellner dà sempre delle soluzioni che vanno anche a migliorare la qualità di chi usufruisce di un determinato bene. Quindi su tutti queste attenzioni e su questi temi ho cercato di costruire questa tesi. Però il lavoro dell'architetto non è un lavoro che si fa all'interno del proprio studio, all'interno della propria cameretta. Si deve stare nel territorio dove si va a costruire, si deve conoscere, e grazie a Dolomiti Contemporanea ho avuto questa opportunità che mi ha messo subito in contatto attraverso la sua rete territoriale di chi effettivamente con chi effettivamente vive questo luogo, Borca, anche la Vallata, quindi sono stato a parlare con il sindaco e con gli enti per capire cosa serve, cosa manca, cosa è utile che ci sia, che venga inserito all'interno di questo meccanismo, di questa rete.
e quindi anche capire come il villaggio può entrare, quale parte del villaggio può entrare in dialogo con esso. E studiando i progetti di Gellner ho scoperto che comunque il villaggio è un'incompiuta, perché non ha la parte del centro servizi, che era un qualcosa a cui tenevano molto sia Mattei che Gellner, ed era quella spina, quell'aggancio con l'abitato di Borca e il territorio. Con la morte di Mattei sostanzialmente il villaggio viene fossilizzato nella sua dimensione e nelle sue architetture. Gellner comunque negli anni, con le richieste delle varie proprietà e delle varie direzioni dell'ENI, ha comunque portato avanti dei progetti, e quindi qua scorre una linea del tempo dove adesso spero ripassa. Non scorre più niente. Non scorre più niente. Ripartiamo da capo. Ecco così. Ecco, posso fare stop qui. Che era localizzato in questo punto qui. Ad oggi però sostanzialmente le villette, gli alberghi sono tutti parti del villaggio che funzionano. C'è i grandi spazi della colonia che, essendo anche per vicinanza con Borca, possono giocare questo ruolo di centro servizi immaginato da Mattei e voluto anche da Gellner. Quindi mi sono concentrato su questa parte del villaggio, e vivendo il luogo mi sono accorto che i campi sportivi che sono a valle della colonia sono quella parte del villaggio che viene usato dai ragazzi di Borca, anche in favore della sua localizzazione, cioè nella parte più assolata. Borca alle 2 del pomeriggio è già in ombra, invece qui anche già d'inverno fino alle 4 questi campetti sportivi sono al sole, quindi vengono effettivamente usati e sono lasciati dalla proprietà aperti. E quindi, a proposito di pensare a qualcosa di utile, andiamo a dare forza a quella piccola scintilla di interesse da parte anche di Borca al villaggio. E quindi cosa servivano per utilizzarli anche in modo più frequente? Degli spazi che potessero, degli spazi di... adesso vediamo se procede da solo. Degli spogliatoi e poi a questo punto anche quelle potevano essere quelle attività che a questo punto vicino ai campi sportivi potevano essere allocate e che non potevano essere invece ospitate nella colonia senza doverla stravolgere. E per esempio è venuto fuori, parlando con il sindaco e con chi abita a Borca, che comunque in tutta la vallata, se non a Cortina, ci sono, mancano delle palestre di arrampicata di roccia, oppure banalmente anche una palestra normale, fitness. E quindi con tutte queste richieste, chiamiamo così, ho elaborato questo progetto che le raccoglie un po' tutte. Però tenendo sempre presente il punto del misurato, e quindi non fare qualcosa di più di quello che serve. E quindi comunque anche misurato significa anche qualcosa che non sprechi energia, qualcosa di parsimonioso, diciamo, quindi che sappia utilizzare l'energia che serve nel luogo in cui serve. Quindi una struttura il più possibile fruibile, il più possibile aperta, in modo tale che non serva sempre per attraversarla, aprire una porta, e quindi venga effettivamente vissuta come una parte del paesaggio che c'è attorno, e intesa non come un unico edificio, ma come parti che possono essere vissute separatamente, in base all'uso che se ne deve fare.
E quindi così è venuto fuori questo progetto che ha come mira il fatto di trovare un punto di dialogo che non sia, come si diceva prima, gli abitanti di Borca non parlano volentieri con il villaggio. Hanno dei retaggi dovuti agli anni 60, che è un enclave chiuso, Eni, e hanno sempre vissuto come qualcosa di separato rispetto a Borca. Quindi i campi sportivi sono quella cosa, e dando forza a quella parte lì, sono, diciamo, quella parte, quel nuovo terreno su cui instaurare un dialogo, un rapporto, ma un dialogo che è mirato a arrivare in colonia e arrivare al villaggio. E quindi, sfruttando l'altezza delle pareti anche di arrampicata, un ponte collega direttamente con il piazzale delle Adunate, che può essere visto come piazza delle future attività che possono essere svolte in colonia. E quindi a questo punto come si recupera l'edificio e i campetti sportivi? Qualcosa della colonia, quindi per vicinanza alla piazza è stato scelto un dormitorio che dopo, facendo il giro, è risparito di nuovo. Uno dei dormitori, pensando a un futuro uso. È derivata solo da un fatto di prossimità che da uno studio della colonia. E quindi con questa abbiamo visto quali sono, abbiamo snocciato tutti i vari possibili padiglioni, quali possono essere gli usi, qual è lo stato di conservazione, e quindi abbiamo individuato questo dormitorio per vicinanza e anche per, diciamo, per affinità. Ho fatto una ricerca sulla metodologia per poterlo restaurare e riutilizzare nel modo più semplice possibile, con piccoli interventi localizzati, dandogli comunque una sicurezza, e quindi facendo degli interventi localizzati anche strutturali, in modo tale da renderlo più sicuro e antisismico, e così abbiamo trovato un primo approccio anche di utilizzo della colonia, in modo tale da avere un dialogo quasi completo, ma che può andare avanti. Ecco, questo... Grazie Edoardo. Rapidamente. Quindi Edoardo avete visto come è posato, però il suo progetto è intelligente, generoso e parsimonioso al tempo stesso. Intanto prende una cosa che c'è. Là c'è ancora ciò che resta di campetti sportivi, poi prende un'esigenza del territorio che ha verificato, perché una tesi di laurea può essere il più inutile dei non strumenti, tanto per andare fuori. Lui invece si è messo in dialogo, quello che vi dicevo stamattina. Se la proprietà e il comune non sono in dialogo qui, non funziona niente, sono necessarie ovviamente queste due forze in partenza e devono collaborare. E hanno collaborato anche in questo momento, perché quando lui ha dato questo titolo alla tesi, non ha dato un titolo di un'esercitazione di progetto, ma ha messo nel titolo un intendimento intelligente. Prendiamo la parte, come vi ha spiegato, del villaggio che è utile al paese, perché già ci verrebbero quei campi, li fece Gellner, sono quelli vicino a Bauce. Uno ancora ha una forma particolare, ci interessano. Marta Allegri, che è un artista che lavora con noi, l'altro giorno installava lì un'opera per poi toglierla. Pensiamo sempre a quei campetti, ma questa tesi ha avuto la capacità di rivendicare un'esigenza di servizio del territorio, quelle che noi vorremmo mettere nel villaggio e nella colonia, per attualizzarla poi rispetto alla sua capacità di progettazione, che ha unito, quindi questo ponte che passa sopra la riva che voi avete fatto salendo in auto, elevandosi attraverso quella palestra di arrampicata, è intelligente per concepire quella piazza come pubblica. Una piazza poi che ti dà l'approccio diretto alla colonia e al resto del villaggio. Quindi la manovra ha funzionato essenzialmente perché lui ha voluto andare a parlare col sindaco. Noi suggeriamo sempre reti, però serve gente che vuole prendere, che inclina al dialogo, altrimenti non si va da nessuna parte. Nell'analisi, adesso non l'avete vista bene, ma dove lui ha esploso le caratteristiche,
logistiche dei padiglioni dormitorio. Lì quell'abaco è già una prima importante e sintetica scheda sulla quale poi si possono elaborare ragionamenti su funzioni ammissibili per quel dormitorio, che è tutelato, quindi non potrai mai più farci appartamentini come si potrebbe voler pensare, invece devi utilizzarlo come uno spazio unico per un assetto di una ricerca, di un ente pubblico o privato, quindi di un'azienda o di un'università, e quindi lì bisogna cominciare a ragionare di questo, di luoghi per la ricerca e il lavoro, non di luoghi per dormire e basta. E quindi anche da questa sua dimostrazione si vede a cosa può servire, quale può essere l'utilità del dormitorio e quindi anche quale non essere. Una ottima tesi di laurea, spesso se ne fanno qui perché apriamo sempre agli studenti che vengono, e quindi come con noi si fanno tesi in economia, spesso si fanno in architettura o spesso si fanno legate all'arte contemporanea o al paesaggio. Ecco, Edoardo poi è con noi, quindi se avete domande gliele fate adesso, se volete, abbiamo ancora 5 minuti, poi ci trasferiamo in Colonia, ma siamo ancora tutti insieme, quindi potete parlare con Edoardo anche in Colonia o con Maura o con Pierpaolo che avete sentito stamattina. Qualche domanda fulminante? Se no, visto che ci mettiamo 10 minuti a trasferire, andiamo. C'è il sole. Io un pochino non provatorio, però insomma non so. Ma come mai hai scelto di costruire nuove volumetrie data la disponibilità di tutti questi spazi che magari potevano, io non so che vincoli ci sono sull'immobile, ecco, no, non potevano. L'opzione recupero non esiste. Non puoi mettere una palestra alta a 20 metri, un edificio alto 10. Come? Gli spogliatoi, mi faccio rivedere una stecca degli spogliatoi. Sì. Ecco, avete considerato l'ipotesi anche del recupero delle volumetrie esistenti per questi spogliatoi? Come mai sono state escluse queste ipotesi? Allora, sia per una questione di vicinanza con i campi sportivi, sia proprio per trovare questo terreno di dialogo con gli abitanti di Borca. Cioè, gli abitanti di Borca non troverebbero così di buona spontaneo andare in Colonia per poi tornare fuori, attraversare, andare nei campi sportivi. Non hanno ancora un buon rapporto con il villaggio. E quindi il fatto che loro rimangono al di qua della strada. Vanno da Bauce, vanno nei campi sportivi e quindi sia per il fatto di prossimità con i campi sportivi, quindi per la comodità di utilizzo, e principalmente per questo anche, per il fatto di avvicinarli piano piano, in modo tale che arrivino lì e cercano, può andare anche lì, vediamo, e attraverso il ponte ci si arriva subito. Cioè è un pretesto per avvicinarli. È un ponte. È un ponte. E lì c'erano i campi sportivi, quindi anche riprendere quella funzione in quel luogo che è quello giusto. In Colonia è sbagliato, cioè non riesci a fare degli impianti sportivi. E quell'edificio non è solo il ponte, ne alloca alcuni che ancora non potrebbero trovare posto in Colonia. Dove avevamo iniziato a pensare all'inizio, l'Aula Magna forse potrebbe diventare una palestra di arrampicata bellissima. Sì, ma poi invece non bisogna farlo lì perché è stato fatto altrove, perché quello spazio abbiamo deciso di tenerlo sempre salvo. Piuttosto che fare una palestra lì devi fare una grande biblioteca, una grande sala comune che potrebbe essere una grande biblioteca sulla montagna. E ora non si riesce a spiegare bene il perché, poi nel dettaglio di alcune scelte progettuali bisognerebbe che afferraste l'intero, cosa che non potete fare ancora. Dal mio punto di vista, in generale, è molto buono che lui abbia preso un posto dove c'erano già gli impianti sportivi, abbia costruito un ponte. Ci sono anche esigenze rispetto a cui lui è stato sensibile, diciamo, sociologiche, antropologiche, legato al rifiuto. Quindi non li metti dove vuoi tu, gli abitanti di Borca, e favorire l'inizio di questa ripresa è questo il metodo, è molto giusto questa urbanistica della sensibilità e delle prossimità o mancate prossimità tra gli abitanti e la struttura, no? Anche quello che vi diceva prima, perché è andato lì,
ma per cercare di trovare un punto non troppo distante da dove era, dove già Gellner immaginava di mettere le attività catalizzanti, quelle che dicevano la frizione tra l'enclave e la comunità. E lì. E anche perché ad oggi quello spazio lì, come si vede un po' qua nelle foto, come comunque si vedrà qui dopo passeggiando, è comunque uno spazio, è forse uno dei pochi spazi degradati da un punto di vista anche di paesaggio, possiamo dire così. Adesso scomodo la parola paesaggio, per comunque è un piccolo spazio, però comunque è uno spazio abbandonato. E quindi giocando anche sul, come si diceva prima, sul terreno e sulle pendenze, si è potuto inserire una volumetria e nasconderla il più possibile, perché poi nel progetto sopra noi abbiamo prato verde, la copertura di questa palestra degli spogliatoi è prato e viene posizionato alla stessa altezza dei campi, delle gradonate dei campi, quindi può avere una logica, ha una logica tutto insieme e dalla colonia non la si vede. Poi la cosa che spunta fuori è solo questa, la verticalità delle strutture della palestra di roccia, quindi non diventa neanche più un edificio la parte che viene fuori, perché comunque anche una sua mutevolezza in base anche all'esigenza della palestra di roccia, è un qualcosa che cambia sempre, volendo, si sostituiscono i pannelli e hai un'altra forma ancora, quindi diventa quasi un edificio non edificio che si nasconde, si rivela. È strano. È strano. È anche molto semplice, perché quando lo si vede quando è riuscito, l'aggancio è riuscito. Quindi non si costruisce niente quando serve, si costruisce tutto quando serve. L'architettura esiste ancora, quindi recuperiamo, ma vanno costruite un sacco di cose, molte altre vanno demolite, che non ci fichiamo in testa che in montagna non si costruisce più niente. Si costruisce tutto il necessario, e c'è da costruire, e si elimina tutto quello che non merita di esistere, così si vorrebbe fare. Va bene, andiamo in colonia? Yeah. Grazie. A voi. Qui prendete tutto perché non torniamo più fino a domattina. Come corso? Volentieri. Molto volentieri. Mi sai così gentile scrivermi una mail, così ci scambiamo.